Non manderemo nessun soldato italiano a combattere in Ucraina e tutti gli strumenti militari che forniamo all'Ucraina devono essere usati dentro il territorio ucraino e non in Russia. A margine dell'inaugurazione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha ribadito la volontà di non mandare i soldati italiani in Ucraina, aggiungendo: Nessuna guerra globale, nessuna terza guerra mondiale, dobbiamo invece lavorare per la pace utilizzando il buonsenso, la diplomazia, essere ostinati e usare sempre un linguaggio prudente da tutte le parti quando si affrontano temi così delicati dove sono in ballo tante vite umane. Già ne abbiamo perse troppe. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, il ministro si è detto pronto a inviare militari italiani nel caso di missione araba per dare vita a uno Stato palestinese riconosciuto. Intanto dobbiamo bloccare la guerra, siamo per un cessate il fuoco immediato, per liberazione degli ostaggi israeliani, per portare aiuti alla popolazione civile palestinese. Prossima settimana partiranno gli aiuti italiani del progetto Food for Gaza con la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, la FAO e il programma alimentare mondiale. Poi siamo pronti, se ci sarà una missione delle Nazioni Unite a guida araba, a dare un contributo anche di uomini per preparare il nuovo Stato palestinese che dovrà riconoscere Israele ed essere riconosciuto da Israele. L'obiettivo è la pace con due popoli e due Stati. Durante l'inaugurazione del Salone Nautico presente anche il presidente veneto che si è rivolto al ministro Tajani augurandosi che si possa trovare quanto prima una soluzione a questi conflitti. La nostra regione, ha detto, ha una bandiera con 1100 anni di storia, è l'unica che porta la scritta pace. Vorremmo che i carri armati tornassero negli hangar e scendesse in campo la diplomazia. Questi focolai di guerra devono essere risolti con la diplomazia. Hemingway diceva che la guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Lavoriamo per difendere gli uomini migliori.